Buon pomeriggio da Luigi Falqui in diretta dal comunale L'Annunziata di Castiadas per la prima giornata di ritorno nel girone di promozione. Castiadas Arborea ci si prende la fascia dall'inserimento invece di Angioni, che prova anche a mettere in mezzo Galasso, l'ha toccata e infatti arriva il primo calcio d'angolo della partita dopo 2 minuti e mezzo. Giocata di Carboni che cerca la porta, palla larga non di molto di Battolo, gli uomini d'attacco. Schema per Orro che cerca direttamente la porta. Galasso con sicurezza la blocca. Molen Perez. Azzeni disturbato da Carboni, sfida tra capitani vinta da Carboni. Occhio allora, interessante la situazione con Carboni che ancora porta palla avanti, poi trova Miranda a sinistra, Miranda col mancino si fa murare da Cammarota, la più grande occasione per il Castiadas in tutta la partita. La vuole subito mettere in mezzo il Petri Pulcano che si gira e poi Bonfigli, tutto buono, fuori gioco. Aveva comunque sbagliato Bonfigli. Ridolfi, palla tesa, praticamente un tiro fuori non di molto. Ancora possesso Arborea, difende come può il Castiadas. Palla lunga poi per Azzeni, Pibili di prima, Galasso con la manona, arriva anche Ornan a evitare l'angolo. Poi De Muro se la ritrova tra i piedi, la mette anche in mezzo, è buona per Capraro, seconda chance per lui, ancora Murato per la seconda volta, vorrebbe un fallo di mano, poi mano in faccia per lui. E allora quei 30 secondi in più che sono diventati un minuto sono passati, ma adesso il tempo è ufficialmente finito all'Annunziata tra Castiadas e Arborea, è un pareggio e 0-0.